Mancano solo gli ultimi collaudi e poi, dal prossimo anno, l'Istituto Tecnico Statale dell'Edda sarà ospitato nella restaurata Villa Giulia di Via Cantù, un edificio storico datato nel suo corpo centrale 1822, andato completamente distrutto da un incendio, lasciato per anni nell'incuria, ma recuperato e riqualificato dalla provincia. Con il restauro di Villa Giulia nasce in quest'area un vero polo scolastico scientifico per gli attigui istituti Volte e Max Fabiani, che potranno così attivare fra loro importanti sinergie, un progetto fortemente voluto dalla provincia per un preciso obiettivo. Un polo scientifico che ha queste nuove, con questi nuovi indirizzi ad alta tecnologia che potrebbero servire per i ragazzi per uno sbocco futuro e praticamente vanno in linea con quella che è l'attività della provincia, in particolare dell'assessore Pino degli ultimi anni, di cercare di orientare i genitori e i ragazzi a nuove professioni e quindi a possibilità di lavoro, opzioni al di fuori un po' della vecchia filosofia triestina di andare soltanto sui licei. L'intervento effettuato in Villa Giulia, costato complessivamente 6 milioni di euro, presenta soluzioni tecniche ed edilizie all'avanguardia, riscaldamento pavimento, sonde geotermiche, sistemi di recupero delle acque meteoriche, un immobile rinnovato seguendo criteri di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, puntando alla sicurezza. La struttura ospiterà oltre 300 studenti, costituendo così un nuovo polo tecnico all'avanguardia. Dopo la riqualificazione di Villa Giulia, la provincia il prossimo anno ultimerà i lavori anche nel polo scolastico sloveno di San Giovanni.